Buongiorno a tutte e a tutti. Riprende oggi il terzo ciclo seminariale di CLIP. Siamo nella solita lunga Italia, oggi da Udine, passando per Milano, con sede a Palermo per il nostro CLIP, dedicato al trattamento fondamentale. Sono lieta in prima battuta di introdurre il professor Boscati per l'avvio di questo appuntamento di oggi, che mi permetto inaugura anche il nostro corso di formazione CLIP, per cui benvenute a tutte e a tutti i corsisti. Buon pomeriggio anche da parte mia a tutte e a tutti. Come ha detto la collega Zilli, è il secondo incontro di questo terzo ciclo, primo del corso specifico di formazione, una sorta di gioco dei numeri. Oggi siamo ospitati dalla sede di Palermo con colleghi anche di altre sedi universitarie. E il tema di oggi è il trattamento fondamentale, quindi entriamo un po' nel dettaglio di quello che abbiamo analizzato a maglie larghe nel primo incontro, e ci parleranno del trattamento fondamentale il professor Alessandro Riccobono, che in locandina trovate professore associato, però in realtà col tempo ha fatto sì che sia diventato professore ordinario. Sono le magie del tempo, e ci congratuliamo innanzitutto con lui per questo, che introdurrà il tema. Poi passerà la parola al collega Marcello Da Ponte, il quale, insomma, in maniera, insomma, visto la scaletta ampia, tratterà del tema sotto il profilo del ruolo del contratto collettivo, principio di parità di trattamento, e soprattutto un aspetto di fondamentale importanza, quello che è il tema del ruolo del contratto e vincoli di spesa. Seguirà la professoressa Alessia Gabriele, che ci parlerà di un tema anch'esso molto molto appealing, che il 2126, cioè la ragione di fatto, e tutte le questioni connesse ovviamente all'aspetto retributivo. E poi chiuderà la professoressa Garofalo, che ci parlerà invece del tema mobilità e trattamento economico fondamentale, anch'esso tema di estremo rilievo, soprattutto alla luce di quello che ci dice, o meglio non ci dice in molti casi, la giurisprudenza. Vi dicevo che siamo ospitati dall'Università di Palermo, il padrone di casa è il professore Riccobono, ma poi insomma il professore Marcello Da Ponte invece c'è la presenza dell'Università Federico II di Napoli, la professoressa Alessia Gabriele dell'Università Colle di Enna e la professoressa Garofalo della Università degli Studi di Bari. Io mi taccio, eventualmente mi riservo di dire qualcosa in conclusione. Ringrazio nuovamente chi partecipa e i nostri 4 relatori. Ringrazio anche la professoressa Zilli, voglio dire, perché senza di lei non ci sarebbe CLIP. E lascio immediatamente la parola, ringraziando nuovamente per l'introduzione del pomeriggio, al professore Riccobono. Bene, grazie. Ovviamente io ringrazio moltissimo il professor Boscati e la professoressa Nazzilli, ai quali sono legato anche da forti sentimenti di affetto, quindi anche per le parole che ha speso il professore Boscati. Oggi io mi limiterò a coordinare, anche perché insomma è la terza edizione, sono stato qui nelle 2 precedenti a relazionare, quindi diciamo oggi abbiamo preferito creare un tipo di parterre un po' diverso, con me che mi limiterò a fare una piccola introduzione, poi parleranno i colleghi Da Ponte, Gabriele e la professoressa Garofalo. Diciamo, il tema è il trattamento economico fondamentale. Io qui diciamo solo alcune battute di contesto. La prima ovviamente insomma è abbastanza scontata, cioè quel trattamento economico fondamentale e la retribuzione dei dipendenti pubblici sono un tema cruciale nel contesto delle politiche nazionali, pubbliche, nazionali ed europee. Questo ovviamente perché diciamo, pensiamo semplicemente al fatto che il costo del lavoro pubblico incide per un quarto sulla spesa pubblica complessiva, e quindi diciamo, anche sul piano macroeconomico rappresenta un elemento di forte condizionamento delle performance del nostro paese, anche perché incide in modo comunque indiretto, influenza in modo indiretto anche le dinamiche salariali del settore privato.
Poi ovviamente, insomma, il tema della retribuzione è tema fondamentale del rapporto di lavoro, perché condiziona, insomma, la stabilità, la motivazione, la produttività dei dipendenti pubblici, e quindi in qualche misura è un elemento anche che incide e condiziona i valori della efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Ora, diciamo, sul piano giuridico, ovviamente il tema del trattamento fondamentale costituisce uno degli assi portanti della contrattualizzazione dei rapporti di lavoro, intesa questa come metodo bilaterale di regolazione degli interessi rispetto invece all'unilateralismo del precedente sistema, sia di gestione delle relazioni sindacali, sia di gestione del rapporto di lavoro. E da questo punto di vista la privatizzazione ha fatto una scelta di campo che si può considerare, a mio avviso, irreversibile, perché ha affidato alla contrattazione collettiva il compito di disboscare ovviamente quella giungla di leggi e leggine che erano state promulgate nel passato per assecondare fondamentalmente spinte di carattere corporativo ed elettorale. La norma di riferimento la conosciamo tutti, è l'articolo 2,3 del decreto legislativo 165 del 2001, che affida alla contrattazione collettiva il compito esclusivo di determinare i trattamenti economici, ma è soprattutto la seconda parte di questa disposizione ad avere un rilievo fondamentale, perché è quella che prevede che, diciamo, laddove vi siano leggi, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscano incrementi retributivi non previsti dai contratti, questi cessano di avere efficacia con i successivi rinnovi contrattuali e gli eventuali trattamenti di miglior favore vengono riassorbiti con le modalità previste sempre dai contratti collettivi, in modo tale che i risparmi di spesa vengano poi assorbiti appunto per incrementare le risorse della contrattazione collettiva. Qual è, a mio avviso, il dato che va sottolineato, diciamo, di questo meccanismo? Il mio avviso è che questo meccanismo è rimasto indenne, quindi non è stato toccato, invece dal parallelo moto, diciamo, pendolare che ha riguardato l'assetto delle fonti legge contratto collettivo più in generale, ai sensi dell'articolo 2,2 del 165 del 2001. Faccio ovviamente riferimento alla parentesi della riforma Brunetta, che aveva invertito la regola aurea della privatizzazione, attribuendo alla legge un ruolo di fonte imperativa e quindi di prevalenza automatica sulla contrattazione collettiva, salvo che non avesse, diciamo, stabilito la legge stessa la possibilità che il contratto collettivo operasse alle deroghe. Poi ovviamente questo sistema, come tutti sappiamo, è rientrato alla sua diciamo, dimensione e concezione originaria con la riforma Madia, con qualche piccola differenza legata ovviamente al mutare dei tempi, però vige nuovamente la regola della delegificazione e della prevalenza della contrattazione collettiva. Però, diciamo, tutto questo processo, questo moto ondulatorio, non ha riguardato ovviamente la materia della retribuzione, perché lì la scelta di campo è stata sempre netta e assolutamente irreversibile, nel senso di affidare alla contrattazione collettiva il ruolo di fonte di regolazione esclusiva della materia dei trattamenti economici. Quindi nemmeno nel periodo di massima sfiducia della contrattazione collettiva quella regola è stata troccata. Semmai, diciamo, rimane oggi qualche piccolo spazio per interventi unilaterali in materia di trattamento accessorio, ma quello, diciamo, è un capitolo un po' a parte, perché ovviamente lì si gioca la tenuta del sistema di relazioni sindacali, quindi è un qualcosa di diverso. Però sul piano del trattamento fondamentale, l'autonomia collettiva si può dire che giochi un ruolo fondamentale di carattere perequativo dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici, e sul quale le fonti unilaterali non possono incidere, se non ovviamente per un dato, cioè quello che sono naturalmente condizionate e vincolate agli stanziamenti derivanti dai provvedimenti di autorizzazione della spesa pubblica, che sono a loro volta poi una proiezione dei vincoli costituzionali 97, ma soprattutto oggi 81 della Costituzione. Questo ovviamente è un elemento di diciamo, criticità, cioè che distingue la contrattazione collettiva del settore pubblico da quella del settore privato, insomma appunto sotto il piano della reale contrapposizione degli interessi, perché come molte analisi rilevano il problema è che
Nel settore pubblico è lo Stato che ci dice quanto si deve spendere, stanzia le risorse per la contrattazione collettiva nelle leggi di bilancio e quindi sostanzialmente il processo di negoziazione si gioca allo scoperto, nel senso che le organizzazioni sindacali conoscono dapprima quale sarà l'importo economico da poter contrattare, molto probabilmente anche perché diciamo, nell'ambito di alcune segrete stanze politiche sono avvenuti tentativi di negoziazione precedenti a livello informale e quindi spesso poi l'ARAN si trova in una condizione per cui le risorse disponibili, essendo note prima, non possono essere negoziate in maniera reale come avviene nel settore privato sul piano degli incrementi. Allora è la classica partita a poker che si gioca a carte scoperte, di cui ogni tanto, diciamo con una battuta, ci fa menzione il professore Bellavista. Dall'altro lato però che cosa bisogna anche dire? Che l'esigenza di tenere sotto controllo la spesa pubblica è un altro degli elementi che condiziona le dinamiche retributive del settore pubblico e qui ovviamente il riferimento più emblematico è al periodo del blocco della contrattazione, no? Blocco della contrattazione disposto a partire dal 2010 durante gli anni della crisi dell'Eurozona che ha sostanzialmente congelato la dinamica retributiva dei dipendenti pubblici e tutti i percorsi ovviamente anche di incremento di carriera. Blocco che è stato rimosso poi dalla Corte Costituzionale con la sentenza famosa 178 del 2015 che dichiara l'illegittimità del blocco non per violazione dell'articolo 36, ma quanto più per la violazione dell'articolo 39,1 della Costituzione, perché ovviamente questa situazione, diciamo, eccezionale che è stata poi stabilizzata attraverso le successive proroghe del blocco della contrattazione degli incrementi salariari è stata vista, diciamo, come una trasformazione in senso permanente dell'austerity, incompatibile ovviamente col principio della libertà sindacale. Allora, con quella pronuncia la Corte Costituzionale ci ricorda che ovviamente il contratto collettivo contempera gli interessi contrapposti, realizza una funzione di parità di trattamento, incentiva il merito e la produttività. Solo che ovviamente, diciamo, qual è il problema? Il problema è che di quella stagione dell'austerity ci siamo portati i segni anche nel successivo futuro. Come dimostrano ovviamente le numerose ricerche che ci dicono che il capitale umano nella pubblica amministrazione è molto indebolito sia sul piano professionale sia sul piano reddituale e gli effetti li abbiamo toccati con mano durante il PNRR perché tutti sanno che ovviamente diciamo nella fase più importante della campagna di reclutamento del PNR, nonostante ci sia una mole di risorse da investire abbastanza grande, si procede con fatica. E perché si procede con fatica? Perché su molte delle posizioni che sono, diciamo, fondamentali per l'attuazione dei progetti, cioè le alte specializzazioni, le figure ovviamente altamente qualificate, il problema è che mancano i candidati. E i candidati perché mancano? Perché evidentemente c'è un problema anche di competitività dei trattamenti economici assicurati dal settore pubblico rispetto a quelli del settore privato che sono naturalmente molto più attrattivi. E allora diciamo stiamo vivendo una situazione che è anche un po' paradossale perché dapprima avevamo una pubblica amministrazione in crisi di astinenza perché vi era l'assenza di risorse. Oggi diciamo viviamo l'esatto contrario, nel senso che l'amministrazione è sotto stress perché le risorse sono forse anche troppe e sono difficili ovviamente da gestire e da redistribuire. E allora credo che sia assolutamente interessante e opportuno avviare un'iniziativa come quella dei nostri seminari che tratta della retribuzione in questa nuova fase di trasformazione del sistema amministrativo italiano che continua a restituirci un'immagine del lavoro pubblico come eterno incompiuto, e qui ovviamente rubo la citazione al professore Boscati. Quindi io non vorrei ovviamente nella mia introduzione rubare altro tempo ai relatori che tra l'altro diciamo sono già stati ricordati dal professore Boscati e quindi io mi limiterei a lasciare la parola a ciascuno di loro, cominciando col professore Da Ponte che appunto ci parlerà in chiave più generale del trattamento economico fondamentale, della contrattazione collettiva e degli spazi di azione, ma soprattutto con riferimento al principio della parità di trattamento. E quindi io vi ringrazio e vi auguro buon pomeriggio.
Buongiorno innanzitutto, grazie all'Università di Palermo e al professor Riccobono per il gradito invito. Saluto i colleghi Alessandro Boscati e Anna Zilli, che ho piacere di rivedere ancorché a distanza in questa occasione, i colleghi Carmela Garofalo e Alessia Gabriele che mi seguiranno negli interventi e tutti gli altri presenti. La introduzione che il professore Riccobono ha fatto del tema rende ancora più arduo il mio compito, perché devo dire che con una rapida ma molto diciamo ricca pennellata di questioni ha trattato gli aspetti più significativi e più rilevanti della vicenda del trattamento economico nel lavoro pubblico contrattualizzato, consentendo di affrontare in maniera rapida, ma devo dire molto concreta ed essenziale, le principali questioni che attengono al nostro tema oggetto di indagine. Io cercherò di ripercorrere un pochino gli aspetti essenziali anche sul piano dell'inquadramento generale della normativa vigente e dell'applicazione e interpretazione giurisprudenziale il tema, cercando di evidenziare quali sono le questioni in campo e i problemi più significativi. La gestione dei tempi su un argomento così significativo non è per nulla semplice, perché si tratta appunto di un tema di straordinaria rilevanza, le cui implicazioni peraltro nella disciplina evolutiva, ma come è stato opportunamente segnalato anche molto spesso contraddittoria, che il legislatore ha avuto nella gestione del rapporto di lavoro pubblico, rendono abbastanza arduo il compito di ricostruire l'istituto in termini compiuti. Tuttavia un dato mi sembra significativo ed essenziale, come è stato segnalato dal professore Riccobono, e cioè quello appunto che per quante trasformazioni, cambiamenti e interventi del legislatore nelle varie fasi che nel corso di questi 30 anni dall'entrata in vigore della riforma del 93 hanno influito sulla gestione e sulla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico, un aspetto è rimasto fermo, che è quello che, come previsto dal primo comma dell'articolo 45 del 165 del 2001, il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici è definito dai contratti collettivi. Tuttavia, ma su questo tornerò più in là, la norma dice espressamente fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, comma 3 ter e 3 quater, ma quest'ultimo abrogato con la riforma Madia, e all'articolo 47 bis, comma 1, coerentemente con lo spirito della riforma del lavoro pubblico, richiama sempre la centralità della contrattazione collettiva, ma ripeto, con alcune deroghe che meritano poi di essere affrontate ed esaminate nella loro più specifica chiarezza. Di particolare importanza poi mi sembra opportuno segnalare la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 45, il quale dice che, ne faceva riferimento poco fa Alessandro Riccobono, le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. Ora, la dottrina ha discusso lungamente in ordine alla natura giuridica dell'articolo 45, primo comma. Questo rende necessario affrontare il dibattito sul tema, perché c'è chi si è posto, soprattutto, devo dire, prima delle modificazioni originariamente apportate dall'articolo 57 del decreto 150/2009 Brunetta, e quindi prima ancora poi delle ulteriori modifiche che hanno in qualche modo ricondotto le disposizioni nell'alveo della complessiva riforma del lavoro pubblico, secondo cui la previsione originaria della norma conteneva una riserva di competenza a favore dell'autonomia collettiva, seppure si sottolineasse da parte appunto della dottrina l'imposizione da parte del legislatore in ogni caso di vincoli alle volte anche pesanti e specifici contenuti agli accordi collettivi.
Vi è chi ha sostenuto, in particolare mi sembra opportuno segnalare la posizione di D'Antona sull'argomento, come a tal proposito non potesse parlarsi di una riserva di legge in favore della contrattazione collettiva, ma della conferma della natura contrattuale dei diritti e degli obblighi di natura retributiva. Mentre altri autori, Santucci tra questi, hanno osservato come il dispiegarsi dell'autonomia contrattuale in tale materia costituirebbe una fonte regolativa concorrente unitamente alle altre, come quella legislativa, contrattuale o unilaterale, in qualche modo sminuendo il valore e la funzione dell'attribuzione alla contrattazione collettiva della determinazione del compito di fissare il trattamento economico fondamentale. Ma la centralità, devo dire, della funzione del contratto collettivo nella determinazione dei trattamenti economici è però anche confermata da un'altra norma del 165 del 2001, l'articolo 2,3, che specifica che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante i contratti collettivi, salve anche le specifiche deroghe previste dalla legge. D'altronde poi questa opinione in ordine appunto alla centralità della contrattazione collettiva come fonte assolutamente prevalente in materia è stata ribadita anche dalla Corte Costituzionale, che ha evidenziato come la disciplina per via contrattuale del trattamento retributivo costituisca uno dei principi fondamentali del nuovo regime del rapporto di impiego pubblico e come tale sia vincolante anche per la legislazione regionale. Meritano di essere segnalate qui in particolare due sentenze, la 189 del 2007 e la 308 in precedenza del 2006, che si sono soffermate su tale aspetto specifico. La vicenda però, come vi dicevo prima, va affrontata in una logica più ampia, ferma restando appunto la centralità senza alcun dubbio della contrattazione collettiva e sul fatto che, come segnalava il professor Ricobono, anche diciamo nella lunga vicenda di modifiche nel corso del tempo che hanno riguardato numerosi istituti del lavoro pubblico, della riforma del lavoro pubblico, anche alle volte appunto in maniera contraddittoria. Non mi soffermo qui sulla pluralità di aspetti, ma mi limito soltanto a ricordare, diciamo, per dire un riferimento di carattere generale, per esempio la posizione assunta rispetto all'utilizzo flessibile dei contratti di lavoro, ma diciamo non voglio andare fuori tema, come diciamo questa vicenda meriti complessivamente di essere considerata alla luce di ulteriori modifiche legislative che nel frattempo sono intervenute. Facevo prima riferimento all'articolo 40,3 ter, il quale dispone che nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di giungere in tempi rapidi alla conclusione dell'accordo. Ora, in questa disposizione vi sono numerosi aspetti che meritano di essere segnalati e che implicano anche una serie di vicende che poi sono state affrontate dalla giurisprudenza, per esempio in ordine alla, devo dire soprattutto la giurisprudenza di merito, perché la giurisprudenza di legittimità se ne è occupata in misura più marginale, rispetto ad esempio alla valutazione dell'antisindacalità, della condotta, del comportamento dell'amministrazione che in caso appunto di mancato accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, sul presupposto di trattative complesse e che non giungano ad una definizione, provveda sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione. E da questo punto di vista gli aspetti che meritano di essere evidenziati sono parecchi, e cioè quando
si è in una situazione in cui il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Il confronto sindacale è naturalmente uno degli aspetti più significativi che caratterizzano la nostra materia, e può essere aspro, lungo, duraturo nel corso del tempo, e la norma, così come concepita, lascia in qualche modo anche immaginare uno spazio nell'ambito del quale la pubblica amministrazione, consentitemi l'espressione, l'agente contrattuale possa in qualche modo spazientirsi per la durata di trattative particolarmente complesse e articolate in ordine al raggiungimento di determinate intese, e quindi in qualche modo forzi la chiusura del tavolo attraverso un'azione unilaterale. Il vero è che la norma parla del rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, che sicuramente costituiscono un richiamo importante e significativo, ma potete immaginare l'espressione della disposizione mi sembra piuttosto generica e lascia spazio a numerose difficoltà interpretative. A sua volta l'articolo 47 ha affermato un altro principio, cioè che decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possano essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, in questo caso evidenziando sentite le organizzazioni sindacali rappresentative e salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Ora, la dottrina si è anche in questo caso lungamente interrogata sulla, in qualche modo interdizione che nel principio di centralità della contrattazione collettiva assumono disposizioni di questo genere. Tra questi mi sembra opportuno segnalare la posizione espressa significativamente da Carilli. Tra l'altro siamo in casa del professore Carilli, quindi quanto mai opportuna la citazione del suo pensiero, che ha evidenziato come tali norme realizzino pesanti intromissioni della fonte unilaterale, che appunto in tal modo può disporre sia l'erogazione degli aumenti retributivi che allo stesso modo definire la disciplina degli emolumenti, la cui regolazione tuttavia sarebbe di competenza della contrattazione integrativa. Un'altra dottrina, devo dire minoritaria, non meno interessante, ma che in qualche modo non mi sento di seguire, ritiene invece che questa disposizione avrebbe unicamente la funzione di velocizzare situazioni di stallo. Mi sembra una posizione un po' sbrigativa, devo dire, perché in realtà è vero che le trattative sindacali alle volte possono rallentare il perseguimento degli obiettivi di completamento delle intese, ma in questo caso devo dire che è abbastanza paradossale immaginare che appunto la pubblica amministrazione possa in qualche modo forzare la chiusura di una trattativa, di un accordo, ancorché in via provvisoria, perché non si raggiunge una determinata intesa sul piano sindacale. Bisogna riconoscere d'altro canto che la disposizione precisa, come vi ho detto poco fa, appunto questa temporaneità dell'intervento, lasciando intendere quindi che la legge non potrebbe determinare in maniera unilaterale il trattamento retributivo, se non appunto fino a che non si raggiunga un'intesa, e tuttavia il principio della riforma è proprio quello di attribuire alla contrattazione collettiva, sottraendo lo spazio alla fonte unilaterale, il compito di determinare il trattamento retributivo. E d'altra parte devo dire che poi quelle deroghe si pongono in qualche modo in maniera talvolta conflittuale rispetto al principio basilare dell'articolo 45,1. Da questo punto di vista appunto è opportuno anche qui richiamare, come è stato fatto in precedenza,
la sentenza della Corte Costituzionale 178 del 2015, che in argomento è estremamente chiara. Va poi segnalata la disposizione dell'articolo 48 del decreto legislativo 165, che sulle risorse da destinare alla contrattazione collettiva e di quantificazione della spesa derivante dai contratti prevede ulteriori principi che meritano di essere sottolineati e che però alimentano e incrementano in qualche modo la preoccupazione di una eccessiva invasività della fonte unilaterale rispetto a quella contrattuale, e questo in almeno 3 direzioni. Da un lato, con il rischio dell'attribuzione di trattamenti economici che non siano contemplati dal contratto collettivo, dall'altro ancora il rischio della definizione del contenuto di determinati istituti economici che invece spetterebbero naturalmente sempre alla contrattazione collettiva, e infine anche il rischio della eliminazione degli effetti delle previsioni della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico, che di fatto in qualche modo rischia di portare a un blocco al suo concreto esercizio. Le questioni sono molteplici su cui riflettere, e devo dire che da questo punto di vista è vero che l'autonomia collettiva è soggetta a vincoli e controlli che si giustificano per la peculiarità del datore di lavoro pubblico. Non dimenticherei in questa sede una abusata immagine, che però tuttavia è opportuna, cioè che la disciplina del rapporto di lavoro pubblico è un tertium genus tra quella del rapporto di lavoro privato e il rapporto di lavoro pubblico tout court, come l'abbiamo conosciuto prima della riforma. Non dimentichiamo infatti che la natura ovviamente degli interessi in gioco e la necessità di garantire il rispetto dei principi costituzionali, anche relativamente a quanto diceva poc'anzi Sandro Riccobono sul richiamo all'articolo 81 della Costituzione e ai vincoli di bilancio, certamente impone. Ho apprezzato una riflessione in particolare tra le numerose interessanti che sono state fatte in precedenza, e cioè il fatto che comunque queste vicende che hanno riguardato e che in qualche modo tuttora riguardano anche in relazione ad aspetti diversi da quelli specifici della nostra disciplina in senso stretto, cioè le difficoltà economiche del Paese, evidenziano e quindi anche questi cambiamenti, queste continue modificazioni sul piano normativo, anche dopo la riforma Madia, hanno lasciato sul terreno comunque delle trasformazioni sul piano culturale, e la necessità che comunque il tema del vincolo di bilancio, ancorché legittimamente impostato sul piano della preoccupazione rispetto al costo complessivo e alla spesa pubblica generale, che Sandro Riccobono citava appunto nella sua entità piuttosto cospicua, pari ad 1/4 della spesa complessiva, resta comunque sul terreno, dicevo, una sorta di preoccupazione di fondo prevalente di limitare l'esercizio della spesa pubblica. Io su questo aspetto però ho una posizione un po' più drastica, perché la mia impressione è che se la riforma del lavoro pubblico deve rispettare quelli che sono i parametri fondamentali, i principi generali in virtù dei quali essa è stata introdotte, cioè quella di una maggiore competitività sui mercati, quella di una maggiore efficienza, il funzionamento complessivo degli uffici pubblici, anche in termini di soddisfazione dell'utente, rispetto alla quale un'ampia critica, anche se qui in maniera molto sbrigativa, al tema delle performance e alla gestione performance vada evidenziata. Il rischio però è quello di snaturare il senso della riforma, e cioè
tutta una serie di misure finalizzate a contenere la spesa pubblica oppure a un controllo eccessivo di essa rischiano di depotenziare la capacità dirigenziale in primo luogo e in generale della pubblica amministrazione di avere quella vivacità sul piano gestionale che è poi uno degli aspetti fondamentali a cui il legislatore voleva dare una risposta con l'introduzione appunto dei principi della riforma e la sua diciamo, la contrattualizzazione del rapporto. E quindi il richiamo per esempio al tema della individuazione preventiva delle risorse disponibili che fa l'articolo 48 del decreto legislativo attraverso la predeterminazione che avviene tramite gli strumenti di finanza pubblica e il fatto che i contratti collettivi siano tenuti a prevedere clausole che consentano di prorogare l'efficacia del contratto o di sospenderne l'esecuzione in misura totale o parziale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa, se sono opportune sul piano generale, rischiano poi di vincolare eccessivamente, a mio giudizio, la contrattazione collettiva, per cui occorrerebbe individuare dei meccanismi che in qualche modo evitassero di fissare dei parametri così stretti e stringenti, in quanto senza dubbio il tema della costituzionalizzazione del pareggio di bilancio è un tema che non può essere eluso, ma è altrettanto vero che questo tipo di previsione rischia di limitare eccessivamente la capacità della pubblica amministrazione di favorire come dire, quella assimilazione concettuale alla gestione in termini privatistici che, ripeto, consiste in è uno degli spiriti fondamentali della riforma. Opportunamente la dottrina ha parlato, proprio il professore Cariri, di neoibridazione della disciplina del contratto del lavoro pubblico rispetto al fatto che negli ultimi 30 anni noi abbiamo avuto una continua serie di cambiamenti e di trasformazioni che oggi possiamo dire appunto assestata sulla prevalenza del rispetto dei limiti e dei vincoli di finanza pubblica che però, ripeto, rischia in qualche modo di limitare la capacità della pubblica amministrazione di diciamo, assurgere alle sue funzioni istituzionalmente deputate sulla base dei principi della norma. E va poi ricordato anche quanto previsto a proposito della responsabilità dirigenziale in termini di attribuzione ai trattamenti economici accessori. L'articolo 45,4 del decreto 165 del 2001 che prevede espressamente questa circostanza, come anche l'altra disposizione prevista dal comma precedente, se ricordo bene il terzo comma, che dice che i trattamenti economici accessori devono essere ancorati a parametri che sono stabiliti direttamente dalla legge e quindi che siano collegati alla performance individuale oppure a quella complessiva della pubblica dell'amministrazione di riferimento, all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, ovvero dannose o pericolose per la salute. Insomma, come la si voglia affrontare la questione diciamo, merita di essere segnalato che pur in un quadro di obiettivo riconoscimento e conservazione della centralità, ripeto, coerentemente con la riforma, del ruolo e della funzione del contratto collettivo nella determinazione del trattamento economico del dipendente pubblico, vi siano poi tutta una serie di limiti e di vincoli o comunque di binari all'interno dei quali la contrattazione collettiva debba muoversi con la finalità in qualche modo di come dire, slegare i miglioramenti in termini di efficienza anche rispetto alla soddisfazione dell'utente
dà risultati economici rilevanti. Le questioni su cui dovremmo discutere sono moltissime, io non vorrei sottrarre tempo, non so se ho già sforato rispetto allo spazio che mi è stato assegnato, ma insomma mi limito a richiamare alcune cose di carattere generale. Per esempio la retribuzione accessoria. Qui 5 minuti, perfetto. Qui l'articolo 19 del decreto 150 ha subito una importante revisione rispetto al tema della distribuzione forzata, che era un sistema di come dire, gestione della performance molto discutibile, e ora diciamo la disposizione restituisce al contratto collettivo nazionale nell'ambito, dice la norma, delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati. Per i dirigenti invece il criterio di attribuzione dei premi è riferito alla retribuzione di risultato. Devo dire che una significativa revisione da questo punto di vista è stata operata dal legislatore anche in termini anche relativamente ai premi. Alcune modificazioni ulteriori riguardano le progressioni economiche e le progressioni di carriera, gli articoli 23 e 24, dove vi sono delle parziali modifiche che abrogano rispetto a quanto previsto in precedenza la disposizione che prevedeva come titolo prioritario ai fini delle progressioni la collocazione nella fascia di merito alta e che ora è stata appunto eliminata, mentre rimane fermo l'assetto già previsto per l'attribuzione di incarichi e di responsabilità e anche quello relativo al premio di efficienza. Ora, per dare uno sguardo conclusivo, devo dire che merita di essere esaminata in qualche modo la giurisprudenza che devo dire a varie fasi si è occupata dell'analisi della riforma e devo dire che anche qui il tema è sempre e soprattutto quello della prevalenza della individuazione ai limiti e ai vincoli che derivano dalla finanza pubblica rispetto alla come dire, valutazione in termini di risultato e di efficienza del funzionamento del servizio pubblico. Da questo punto di vista occorrerebbe che il legislatore facesse uno sforzo in più, perché legare il tema della performance in maniera pressoché esclusiva ai risultati economici crea oggettivamente una come dire, difficoltà sul piano della discrezionalità amministrativa e sul piano anche della capacità di valutare i risultati non solo, ripeto, sul piano economico ma anche sul piano del miglioramento complessivo del servizio. Le questioni, ripeto, sono moltissime. Io mi sono limitato ad affrontare le principali, magari poi se c'è spazio per un secondo giro anche all'esito delle relazioni degli altri colleghi potrò dire qualcos'altro. Bene, grazie. Allora io riprendo la parola semplicemente per ovviamente congratularmi con il professor Da Ponte perché la sua relazione è ricca di suggestioni, ma soprattutto anche perché diciamo, ha più volte citato il mio maestro, il professor Garilli, che è stato diciamo, sicuramente uno di quelli che ha meglio approfondito questi temi e che ha messo in evidenza già durante la stagione appunto della prima riforma Brunetta del 2009 come alcune disposizioni, come quelle appunto sulle gabbie salariali che prevedevano un ritorno dell'unilateralismo nella
determinazione di alcune componenti retributive anche del salario accessorio era ovviamente ai limiti probabilmente anche dell'incostituzionalità. In effetti poi questo meccanismo è stato scardinato successivamente anche dalla riforma Brunetta. Quindi io a questo punto passerei la parola alla professoressa Gabriele, che invece si occupa, come detto, di uno strumento che, diciamo, da alcune parti si considera desueto e che però, diciamo, la professoressa Gabriele ha voluto, diciamo, riesplorare, reinvestigare, ritenendo che il 2126 come strumento e tecnica di tutela della retribuzione possa avere delle importanti, ancora oggi proficue applicazioni anche nell'universo del lavoro pubblico. Quindi io le passo subito la parola e ovviamente la ringrazio per il suo intervento. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto gli organizzatori di questa splendida iniziativa CLIP, la professoressa Zilli e il professore Boscati. Ringrazio il professore Riccobono per la parola e i colleghi che mi hanno preceduto, il collega mi ha preceduto per le relazioni appena fatte. Come ha anticipato appunto il professore Riccobono e anche il professore Boscati nella sua introduzione, mi occuperò di un tema che è quello della prestazione di fatto con violazione di legge, cioè la norma di quell'articolo 2126 del Codice Civile. Ha anticipato già il professore Riccobono che si tratta di una norma, come dire, a tratti dimenticata dell'ordinamento, soprattutto per le sue applicazioni in materia di pubblico impiego privatizzato, tra virgolette, potremmo dire dimenticata, perché ho cercato in questa mia elaborazione di scandagliare un po' le eventuali applicazioni, le possibili attuali perduranti applicazioni di questa norma anche nell'ambito della diciamo, disciplina del pubblico impiego privatizzato. E partendo da una brevissima premessa di carattere sistematico, quindi di inquadramento della norma all'interno del Codice Civile, delle disposizioni del Codice Civile del 1942, possiamo dire che in realtà questa norma appunto risale alla codificazione del codice e poi ha avuto una lunga fortuna, soprattutto in materia civilistica, per quanto riguarda il dibattito intorno alla possibilità della fonte del rapporto come, diciamo, contrattualizzazione e istituzionalizzazione, diciamo, del rapporto. Ed mi piace ricordare appunto l'espressione di Mengoni, secondo cui l'articolo 2126 presuppone comunque l'esistenza di un contratto di lavoro sebbene invalido e quindi, diciamo, come dire, pone fine a questa querelle e sancisce l'articolo 2126 come la norma che fonda la contrattualità del rapporto di lavoro. La norma, diciamo, dall'inizio è stata definita come una norma singolare all'interno dell'ordinamento perché, diversamente da altre compilazioni legislative, la soluzione italiana contiene in realtà una norma espressa a proposito della prestazione di fatto. Una simile norma la ritroviamo anche all'interno dell'ordinamento internazionale, nella Convenzione OIL numero 143 del 75, paragrafi 23 e 24, dove viene predisposta una misura simile a proposito delle prestazioni di lavoro dei lavoratori immigrati irregolari, fermo restando appunto l'invalidità del negozio per che sia conseguenza dell'oggetto della causa appunto dell'invalidità stessa del negozio. L'articolo 2126 quindi si colloca sistematicamente tra le disposizioni finali della sezione dedicata al rapporto di lavoro e può pertanto considerarsi a pieno titolo una norma di applicazione generale, fatta salvo un'eventuale diversa regolamentazione legislativa. E proprio su questo crinale, in realtà, tra norma generale, applicazione generalità quindi della norma dell'articolo 2126 e specialità invece della disciplina del pubblico impiego, come è stato ben detto prima anche da chi mi ha preceduto, cioè vediamo come la perdurante applicazione del 2126 segue un filo in qualche modo che conduce da prima della privatizzazione a dopo la privatizzazione. In realtà, in termini sempre generali, e possiamo dire che ciò è avvenuto anche nell'ambito del pubblico impiego, la norma ha una funzione protettiva della prestazione di lavoro e del lavoratore subordinato perché riguarda appunto la protezione di un aspetto fondamentale che è quello della retribuzione, che diciamo rappresenta uno degli elementi fondamentali del rapporto. A prescindere quindi dall'inquadramento dogmatico, la norma si pone nell'ambito dell'ordinamento come l'unica via percorribile per risolvere quel problema pratico che deriva dalla impossibilità materiale della ripetizione della prestazione di lavoro effettuata sulla base di un contratto invalido. Tuttavia, se il problema dell'irretroattività si pone per tutti i casi di invalidità dei contratti di durata, questa norma si spiega in ragione di un'esigenza di speciale tutela per il lavoratore,
perché disponendo di una riparazione delle conseguenze dell'invalidità è destinata a ristabilire proprio l'equilibrio economico tra le parti. Ora, si è anche detto che l'articolo 2126 si può considerare un'eccezione rispetto alla regola generale diretta ad attenuare le sicure ingiustizie di un regime di nullità articolato sul presupposto del solo contratto tra eguali. E quindi anche l'applicazione del 2126 al lavoro pubblico ha dato vita a un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, soprattutto con riferimento agli effetti del rapporto di lavoro e con riguardo al regime delle progressioni di carriera. Dobbiamo però stabilire un discrimen, perché in questa analisi che ho cercato di fare dell'articolo 2126, appunto partendo dalle origini e dalla funzione protettiva originale, dalla ratio protettiva della norma, mi sono un po' spinta attraverso l'evoluzione della disciplina del pubblico impiego e mi sono soffermata sulla disciplina applicata prima della privatizzazione alle mansioni di fatto, alle mansioni superiori di fatto, perché in questo particolare ambito è stato, potremmo dire, stigmatizzato un utilizzo del 2126 in stretta connessione con l'articolo 36 della Costituzione. Qui velocemente mi piace ricordare un po' la querelle che si è posta tra giurisprudenza costituzionale e civile da una parte e giurisprudenza amministrativa dall'altra, per cui secondo la giurisprudenza amministrativa c'erano state sempre molte resistenze con la giurisprudenza amministrativa a riconoscere la retribuibilità delle mansioni superiori di fatto. Rimane però un punto fermo, che è quello della sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 92, le sentenze numero 1, 2 e 5, che hanno in realtà accolto l'orientamento della Corte Costituzionale che era stato espresso precedentemente nel 90 con la sentenza 296, però lo hanno accolto facendo una distinzione molto netta dal punto di vista proprio delle prestazioni tra lavoro illecito e lavoro illegale, e hanno stabilito hanno precisato che solo in caso di lavoro illecito sarebbe stato possibile esperire solo l'azione di arricchimento senza giusta causa, mentre nel caso di lavoro illegale si sarebbe potuta invece invocare proprio la tutela di quell'articolo 2126. Cosa teniamo fermo di questo periodo ante-privatizzazione? Direi che vale sempre la pena di ricordare la Corte Costituzionale, appunto il principio espresso con la Corte Costituzionale numero 290 del 96, che ha proposto una lettura dell'articolo 2126 in combinato disposto con l'articolo 36 della Costituzione, a proposito del diritto del lavoratore alle retribuzioni corrispondenti alle mansioni svolte anche sulla scorta di un'assegnazione invalida. Questo assunto si può ritenere ormai acquisito, possiamo dire, in base al principio dello sganciamento della retribuzione dalla categoria dei diritti di credito e del suo inquadramento tra i diritti assoluti della persona. E qui entriamo poi un po' in medias res, perché passiamo alla fase della privatizzazione. Lasciandoci alle spalle un po' il problema delle mansioni superiori di fatto, perché lo riteniamo archiviato nella misura in cui l'articolo 52 ha un po', nell'attuale versione, ha un po' sanato questo contrasto giurisprudenziale che esisteva prima, e quindi ha un po' chiuso la questione dell'applicabilità dell'articolo 2126 dal punto di vista legislativo. Questa norma, appunto, questa ricerca che ho fatto sull'articolo 2126 si pone appunto su questo crinale continuo tra uniformità della disciplina da una parte e specialità della disciplina. Quindi l'articolo 2126 in questo caso esce fuori dalla disciplina del lavoro pubblico per quanto riguarda le mansioni di fatto, sebbene dobbiamo segnalare che ancora oggi qualche giurisprudenza lo continui a citare, proprio perché garantisce insieme all'articolo 36 Costituzione il trattamento economico appunto per il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori di fatto, sebbene ci sia la norma che chiude un po' il cerchio. Quindi vediamo come nell'ambito del pubblico impiego privatizzato l'articolo 2126 viene applicato perché in ragione di tutta la disciplina privatistica che viene richiamata all'interno del rapporto di pubblico impiego transita de plano anche l'articolo 2126, però appunto come ricordava il collega professore Riccobono, una norma che rimane, potremmo dire, residuale, un po' nascosta. In realtà rimane una norma di carattere generale che
ove la disciplina del pubblico impiego privatizzato ponga una previsione normativa ad hoc, come avviene per le mansioni superiori di fatto, viene lasciata da canto, cioè riduce la sua vista espansiva, potremmo dire, la sua applicazione generale, restando, diciamo, da canto in un ambito residuale. Tuttavia, facendo questa ricerca, ho individuato alcuni aspetti in cui l'articolo 2126 ancora, dove però la disciplina del pubblico impiego non prevede una norma ad hoc, quindi dove non vige il regime della specialità, potremmo dire, del pubblico impiego, la norma dell'articolo 2126 ritorna ad espandersi. Dunque, diciamo, è noto il riferimento in generale al principio della concorsualità nel pubblico impiego, avvenuto attraverso, appunto, anche nonostante la privatizzazione sia rimasto un punto fermo, ed è un principio incontrovertibile che rimane ad oggi ancora, diciamo, un punto fermo della specialità del pubblico impiego, ed è anche stato consacrato in numerose sentenze della Corte Costituzionale con cui è stata esclusa la disparità di trattamento tra lavoratore pubblico e lavoratore, diciamo, del pubblico impiego privatizzato e lavoratore privato, proprio in ragione del fatto che esistono ragioni legate a esigenze di trasparenza e di controllo e riconducibili ai principi di imparzialità e di fondamento dell'articolo 97 che danno ragione di questa diversità di trattamento. Parliamo appunto dell'impossibilità della conversione, cioè rimane un principio incontrovertibile. In questo contesto, a mio avviso, pare che proprio l'articolo 2126 in alcuni casi giochi un ruolo in qualche modo suppletivo, cioè in qualche modo riesca attraverso, nei casi in cui appunto per i motivi legati all'interesse pubblico non sia possibile conseguire la medesima tutela della conversione dell'impiego privato, attraverso l'articolo 2126 l'ordinamento permette di riconoscere al lavoratore pubblico una tutela quantomeno parificata in termini di trattamento economico accessorio e diritti, appunto, trattamento economico, scusate, diritti connessi a quella del lavoratore privato. Si dice infatti, secondo una giurisprudenza appunto recente, cito una Corte d'Appello del 2022, Corte d'Appello di Torino numero 52, che nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego la normativa di quell'articolo 2126 è posta a salvaguardia della prestazione lavorativa resa in fatto dal lavoratore a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, coprendo non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma anche gli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali che nella retribuzione, nel suo assoggettamento alla contribuzione, trovano il momento genetico e ad essa sono legati il rapporto di conseguenzialità. Si tratta quindi qui in buona sostanza di un'instaurazione ex legge del rapporto previdenziale assicurativo, che scaturisce anche quindi come effetto immediato dal principio di tutela del lavoro, principio costituzionale di tutela del lavoro in tutte le sue forme, di quell'articolo 35 Costituzione, insieme a una lettura combinata con l'articolo 38. Potremmo dire in realtà che alcune applicazioni, come vedremo ora, dell'articolo 2126 al pubblico impiego privatizzato realizzano, diciamo, l'applicazione della norma antica, potremmo dire così, per fattispecie nuove, perché chiaramente quando il 2126 è stato codificato non immaginava il legislatore del 42 delle possibili future applicazioni al pubblico impiego privatizzato. Quindi, diciamo, è una fattispecie che rimane nel tempo, che è rimasta nel tempo, attraversato questo periodo storico fino ad oggi, e che trova in qualche modo una sua vitalità. Ho cercato quindi, attraverso questa analisi della giurisprudenza, di individuare, setacciare dei casi e fattispecie rispetto alle quali ancora oggi la giurisprudenza applica l'articolo 2126, distinguendo quindi questi casi da quelli in cui la tutela del 2126 è esclusa perché cedevole rispetto alla lex specialis, diciamo, dell'ordinamento del pubblico impiego privatizzato. La prima e più eclatante ipotesi a cui facciamo riferimento è quella dei casi in cui l'assunzione del lavoratore avvenga in violazione di norme sostanziali o procedurali o dei rapporti di lavoro nell'ambito della parasubordinazione aventi origine da un contratto invalido. Mi riferisco alle ipotesi di conferimento di incarichi ex articolo 7,6 del decreto legislativo 165 del 2001, assegnati esperti mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale
o coordinata e continuativa. Qui diciamo, vado velocemente sui requisiti richiesti molto rigidi e censurati molto severamente anche dalla giurisprudenza contabile rispetto alla possibilità di stipulare contratti di questo tipo. E vado a valle, cioè le conseguenze secondo cui secondo appunto la Corte di Cassazione che possono generare questi contratti se invalidamente stipulati. Due circostanze: devono essere intanto contratti invalidi, quindi stipulati senza uno dei requisiti previsti dall'articolo 7,6, e però si deve trattare di contratti di collaborazione che abbiano la sostanza, quindi in cui il giudice accerta la sostanza del lavoro subordinato. Cito già, è una sentenza del 2017 che diciamo, ha riportato questo principio nella Corte di Cassazione, che in più occasioni ribadisce questo principio e afferma che la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e questo è un principio che abbiamo detto incontrovertibile. Però il lavoratore può conseguire la tutela nei limiti di cui all'articolo 2126 qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche della posizione contributiva previdenziale, come dicevamo prima. Quindi l'articolo 2126 in questi casi riacquista la sua vista espansiva anche nell'ambito del pubblico impiego. Ricordo anche la Corte, sempre Corte di Cassazione 9490 del 2020, e mi piace però soffermarmi su una giurisprudenza di quest'anno, del 2023, si tratta di Corte d'Appello Roma, una sentenza 1311 del 2023, e di un'ordinanza della Cassazione, la numero 4360 del 2023, che hanno entrambe confermato sempre il principio dell'applicabilità del 2126 ai casi in cui le collaborazioni coordinate e continuative poi di fatto rivestano la sostanza del rapporto di lavoro subordinato. La sentenza è molto analitica anche nell'individuazione della fattispecie concreta, degli elementi e degli indici della subordinazione nel caso concreto, ma in particolare diciamo due aspetti di queste sentenze: intanto che qualificano l'articolo 2126 sul piano rimediale proprio come una tutela risarcitoria da una parte, dall'altra parte si soffermano molto sulla, sul riconoscimento della ricostruzione contributiva e previdenziale del rapporto, ma anche e soprattutto sul riconoscimento del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso. Su questo punto precisano che tra i presupposti per riconoscere il TFR, su cui si dilungano molto in realtà, soprattutto la Cassazione, non vi è la percezione di una regolare retribuzione nell'ambito di un rapporto formalmente qualificato ab inizio dalle parti come subordinato, quanto piuttosto l'effetto economico dell'incremento del patrimonio del lavoratore, il quale rappresenta il corrispettivo di una prestazione qualificata come non normale perché inerente al valore professionale delle mansioni espletate. Quindi diciamo ricollegano tutta la disciplina del trattamento economico con tutte le sue conseguenze dal punto di vista giuridico anche in termini di retribuzione differita, quale il TFR, allo svolgimento di fatto di una prestazione che, sebbene diciamo fondata su un titolo non idoneo, non valido, non ritenuto appunto legittimo, però produce ugualmente i suoi effetti perché si dà prevalenza, come nella più classica delle ipotesi, alla prestazione di fatto svolta dal prestatore di lavoro subordinato, così come previsto dal 2126. Il diritto al TFR, secondo questa giurisprudenza, sorge allora per il semplice fatto della percezione di importi che compensino il valore professionale delle mansioni espletate. Quindi diciamo il collegamento è diretto rispetto a una retribuzione che è un corrispettivo di mansioni di fatto espletate dal prestatore di lavoro e che richiama indirettamente l'applicazione del principio di quell'articolo 36 Costituzione all'interno dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego. A questi fini, secondo la Cassazione, non rileva il dato formale dell'esistenza di una esplicita qualificazione del rapporto come subordinato fin dall'inizio, ma basta soltanto che vi sia la sostanza della prestazione definibile in concreto come subordinata.
Qui perché opera l'articolo 2126? Perché può operare con questa sua vis espansiva che potremmo dire torna ad essere la regola generale come nell'impiego privato? Perché non c'è una norma nel rapporto di lavoro, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato che adotti, diciamo, che predisponga un sistema rimediale in questo caso. E quindi, diciamo, non c'è una norma da una parte specifica ad hoc, quindi si riutilizza il criterio generale, la disposizione generale della disciplina codicistica, e dall'altra parte abbiamo un'altra norma, che è l'articolo 36,5, su cui non mi soffermo, che impedisce di fatto la conversione a tutti gli effetti nel momento in cui sussiste la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione e l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, e quindi in questi casi è esclusa la possibilità di una conversione del rapporto. L'unica tutela ammissibile rimane l'articolo 2126, che quindi a buon titolo viene chiamato anche come una misura di natura risarcitoria, che quindi si pone al limite nell'ambito delle tecniche di tutela della posizione del prestatore di subordinato tra tutela, diciamo, della retribuzione e tecnica rimediale a tutti gli effetti, non essendoci altra soluzione su questo punto. Altra giurisprudenza anche nel 2018 su questo punto. Si pone quindi l'articolo 2126 in questo caso come una norma, è stato detto in dottrina, di strumento privilegiato di tutela per i lavoratori, anche all'interno del rapporto contrattualmente previsto con un contratto di assunzione al di fuori delle ipotesi ammesse alla legge e o dalla contrattazione collettiva. Si può concludere quindi che, diciamo, in questo caso proprio la differenza ontologica della natura del prestatore di lavoro e del datore di lavoro pubblico non giunge a determinare una disparità di trattamento tra lavoratore pubblico e lavoratore privato, quantomeno per il periodo in cui il rapporto ha avuto effettivo svolgimento. Quindi, diciamo, facciamo salvi gli effetti della prestazione di lavoro svolta in termini retrospettivi, così come avviene per quanto riguarda l'applicazione condivisa del 2126. L'articolo 2126, quindi qui in questi casi potremmo definirla anche una norma ponte, perché traghetta in qualche modo, o meglio, rende operativa la nozione di giusta retribuzione di quell'articolo 36 Costituzione anche all'interno delle prestazioni di fatto del pubblico impiego privatizzato, quindi fuori dagli schemi di un contratto valido. Diciamo che il combinato disposto di queste norme rende efficace quindi la tutela del prestatore di lavoro subordinato. Anche ulteriormente, richiamare l'articolo 36 Costituzione nel pubblico impiego significa anche, diciamo, richiamare l'applicazione ai trattamenti economici della contrattazione collettiva. Come è stato ben detto dal collega Da Ponte, diciamo, il richiamo diretto alla contrattazione collettiva di comparto che rappresenta la fonte del rapporto e disciplina in modo vincolante gli aspetti retributivi ad esso connessi. Quindi il 2126 in questi casi tira dentro anche evidentemente tutta la contrattazione collettiva e le disposizioni della contrattazione collettiva, che come sappiamo il disposto articolo 2,345 garantiscono a pena di nullità della pattuizione individuale necessaria conformazione del contratto individuale a quello collettivo. Andrò velocemente, altre applicazioni analoghe quando si tratta di fenomeni, anche qui una Suprema Corte, di lavoratori coinvolti in fenomeni interpositori, irregolari e illeciti. Anche in questi casi la Suprema Corte, cito una sentenza, la 3499 del 2022, ha utilizzato sempre l'articolo 2126 per riconoscere al lavoratore le differenze retributive tra quanto spettante, ove assunti direttamente all'APA, e quanto invece percepito dal datore di lavoro formale. Oltre, chiaramente, alla tutela dell'articolo 36,5. Qui non mi soffermo, c'è tutta la disciplina diciamo relativa al contratto a termine, anche alla reiterata, all'abuso dei contratti a termine illegittimi, così come le somministrazioni a termine illegittime. E da ultimo, diciamo, la Cassazione, Sezioni Unite, che ha richiamato il canone interpretativo della sentenza Papalia,
ancora sulle modalità di risarcimento del contratto a termine per la necessità di stabilire un risarcimento. Il 2126 però chiaramente si affianca in questi casi a soltanto una funzione di tutela retributiva, non risarcitoria, perché qui la tutela risarcitoria è apprestata da altri canali su cui oggi non mi posso dilungare. Andando avanti, un richiamo c'è anche in materia di partecipate, dove però chiaramente il tema è un po' più complesso, un richiamo esplicito all'articolo 2126 e poi l'ultima annotazione che vorrei fare, se ho ancora un minuto, riguarda la sentenza della Corte Costituzionale, la numero 8 del 2023, che pronunciandosi però su un altro tema, che è quello abbiamo detto appunto dell'allineamento dell'articolo 2033, quindi delle prestazioni in debito contrattuale appunto rispetto al pubblico impiego. L'applicazione di questo 2033 incidentalmente si è occupata anche di 2126. Perché? Perché la Corte ha visto nell'ordinamento complessivo, ha cercato di rintracciare delle norme che salvassero in qualche modo la legittimità e l'allineamento alla Corte Edu del 2033 e in questo, tra queste norme, ha individuato anche il 2126, però con una specificità. Secondo la Corte è necessario che il pagamento non si ponga in una relazione silagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sia da comportare il trasmutare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa. Quindi cosa dice la Corte? Secondo la Corte si deve trattare di prestazioni aggiuntive e diverse rispetto a quelle del contratto sulla cui base era stato preteso l'indebito e secondo appunto un'interpretazione che ne è stata data si può parlare anche aggiuntive eventualmente che possono essere trattenute dai dipendenti. In questo caso la Corte ha ritenuto, a mio avviso, che l'articolo 2126 sia uno degli strumenti di tutela dell'accipiens predisposti all'ordinamento interno, quindi che tra altri elementi ne garantiscono la legittimità del 2033, la salvezza del 2033, che garantiscono appunto il mantenimento degli effetti economici degli indebiti di natura contrattuale. A parte, e chiudo, ci troviamo invece sempre all'interno della disciplina del pubblico impiego la riespansione della specialità e dell'identità poi del pubblico impiego privatizzato, in alcuni casi, in due casi in particolare, in cui la giurisprudenza esclude, nonostante apparentemente possano sembrare casi in cui si può mettere il 2126, invece li esclude in radice in forza dei principi, dei capisaldi, dei principi ispiratori della riforma del pubblico impiego. Un caso riguarda appunto la prevalenza della specialità appunto del pubblico impiego quando i contratti collettivi integrativi per contrasto con i limiti o vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro dispongano delle retribuzioni in eccesso. In questo caso proprio l'articolo 2126 non può trovare applicazione ed è evidente perché osta una norma fondamentale che è quella appunto relativa alla nullità di questi trattamenti per violazione dell'articolo 1419 secondo comma. Altra piccola annotazione riguarda gli incarichi aggiuntivi di reggenza in materia di rapporto di lavoro dirigenziale. Anche qui, e cito una Corte di Cassazione numero 836 del 2019, la giurisprudenza ritiene applicabili, non ritiene applicabile in assoluto l'articolo 2126 a tutte quelle prestazioni in cui i compiti attribuiti, sia pure sulla base di determinazioni amministrative e legittime, siano comunque riconducibili alla qualifica dirigenziale posseduta. Ecco qui l'articolo 20, si fa riferimento chiaramente all'articolo 24 del decreto legislativo 165 del 2001 che pur non richiamando immediatamente l'articolo 4 e l'articolo 19 di fatto vi si ricollega e quindi in questi casi il trattamento economico non compensa lo svolgimento di mansioni riconducibili a una declaratoria contrattuale, ma compensa funzioni che affondano proprio le loro radici in materia del rapporto di lavoro dirigenziale agli articoli 4 e 19.
Quindi qui l'articolo 2126 torna a ridurre la sua sfera di operatività perché prevalgono i principi, i principi fondamentali che governano la disciplina del pubblico impiego privatizzato. Grazie. Buonasera a tutti. Mi associo anch'io ai ringraziamenti ai professori Boscati e Zilli e soprattutto al professore Riccobono per avermi invitato, seppur virtualmente, a Palermo. Entro subito nel merito del tema che mi sono ritagliata, che riguarda le implicazioni che i processi di mobilità, in particolare quella volontaria, ma dirò qualcosa anche su quella obbligatoria, producono sul trattamento economico spettante al pubblico dipendente. E per inquadrare il problema è necessario partire dalla cornice normativa di riferimento, cioè quella contenuta nell'articolo 30 del testo unico. Non vi è dubbio che il passaggio diretto che connota la mobilità volontaria costituisce il più importante istituto della mobilità, andando proprio a descrivere quella che è la modalità ordinaria attraverso la quale si realizza la movimentazione a titolo definitivo di un dipendente da un'amministrazione all'altra. E però la disciplina della mobilità volontaria, contenuta appunto nell'articolo 30,1 del testo unico, conosce un prima e dopo 2021. E infatti è pacifico che nella formulazione ante 2021 l'articolo 30,1 descriveva o descrive, vedremo appunto il dibattito, uno schema trilatero che replicava il modello civilistico della cessione del contratto ai sensi dell'articolo 1406 e non era di ostacolo a tale inquadramento neppure l'espulsione proprio dal testo del comma 1 dell'articolo 30 del riferimento espresso alla cessione del contratto di lavoro. Inizialmente questo inciso era stato introdotto nel 2005, ma poi è stato abrogato nel 2014. Certo va detto che non sono mancate delle differenti ipotesi di qualificazione della mobilità volontaria, soprattutto all'indomani della seconda privatizzazione, ad esempio in termini di innovazione del rapporto, proprio per modifica del datore di lavoro, con tutta una serie di conseguenze, in primis l'esclusione della conservazione dell'anzianità di servizio e proprio del livello retributivo raggiunto. Tuttavia l'inquadramento della mobilità volontaria come una cessione di contratto ai sensi dell'articolo 1406 è nettamente prevalso e questa, conclusione viene rafforzata anche da quello che poi era il riferimento espresso al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, da leggersi proprio in chiave di un espresso consenso dell'amministrazione cedente, quindi del contraente cedente, e oggetto della sua discrezione. La struttura quindi della fattispecie è rimasta inalterata per lungo tempo e sicuramente la questione della sua qualificazione non è marginale proprio perché l'inquadramento della mobilità volontaria nello schema della cessione del contratto implica tutta una serie di conseguenze. La prima appunto è quella della riconducibilità delle domande inerenti alla mobilità volontaria al giudice ordinario e questo trova giustificazione proprio nell'esclusione di un'ipotesi di innovazione, quindi di costituzione di un nuovo rapporto, assimilabile a quello che potrebbe poi derivare all'esito di una procedura concorsuale, ma non secondariamente proprio nell'ottica di un rapporto che prosegue presso la nuova sede senza soluzione di continuità, sono stati ricollegati tutta una serie di effetti, tra cui quello del lavoratore che non può essere sottoposto a un nuovo periodo di prova o non perde le ferie permessi maturati e non fruiti prima della cessione del contratto. Viene infatti esclusa la monetizzazione sia delle ferie che dei permessi non goduti dal dipendente prima del trasferimento. Quindi ne consegue che il lavoratore porta con sé tutte le ferie permessi maturati e non goduti presso il precedente datore di lavoro. Inoltre il lavoratore trasferito mantiene l'anzianità di servizio acquisita presso la PA di appartenenza e proprio con riferimento all'anzianità di servizio è stato precisato dalla giurisprudenza che essa di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore può far valere nei confronti del nuovo datore di lavoro. Infatti l'anzianità di servizio deve essere salvaguardata in modo assoluto soltanto nei casi in cui da essa possono derivare dei benefici economici e quindi il mancato riconoscimento della pregressa anzianità di servizio può portare ad un peggioramento del suo trattamento retributivo, in precedenza ovviamente goduto, mentre l'anzianità
pregressa non può essere fatta valere dal lavoratore per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base di una diversa disciplina applicabile al cessionario e ne può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della sua posizione giuridica ed economica, proprio perché l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto e non garantisce delle mere aspettative. Sempre la cessione del contratto consente, in caso di mobilità volontaria, o meglio, implica che il lavoratore trasferito risponde presso il nuovo datore di lavoro degli illeciti disciplinari commessi prima del trasferimento e inoltre il nuovo datore di lavoro deve tener conto anche dei giorni di malattia fruiti dal dipendente presso il precedente datore di lavoro, proprio al fine della corretta applicazione delle regole contrattuali in materia di malattia. Pensiamo per esempio al periodo di comporto, ma anche al trattamento economico spettante in occasione di malattie successive al trasferimento, e lo stesso deve avvenire per tutti i periodi di assenza a qualsiasi titolo fruiti dal dipendente presso l'amministrazione precedente, per esempio al fine di verificare il rispetto dei limiti quantitativi di fruizione o delle regole in merito al divieto di cumulo di aspettative. Orbene, a fronte di un pressoché pacifico intendimento sul punto, l'articolo 3,7 del DL 80 del 2021, appunto il cosiddetto decreto lavoro, è intervenuto in materia di mobilità volontaria e nell'ambito proprio di applicazione degli obiettivi da raggiungere posti dal PNRR, lo ha fatto con un'operazione che è apparsa subito strutturale, rivolta alla liberalizzazione dell'istituto, in linea anche con la stagione del reclutamento che è stato avviato all'indomani del PNRR. Infatti il decreto reclutamento ha eliminato dall'articolo 30,1 il vincolo del previo assenso dell'amministrazione di appartenenza e dunque la necessità del cosiddetto nulla osta per partecipare alle procedure o per transitare nei ruoli dell'amministrazione reclutante. Il nulla osta quindi dell'amministrazione di appartenenza da regola diventa eccezione, perché anche dopo l'intervento del decreto reclutamento è rimasta necessaria soltanto in 3 casi, cioè se si tratta di posizioni infungibili o se la mobilità riguarda personale assunto da meno di 3 anni o se l'amministrazione presenti una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Inoltre l'assenso dell'amministrazione di appartenenza resta sempre necessario per il passaggio diretto dei dipendenti delle aziende o degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e mentre per il personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Poi vi è stato anche un intervento sugli enti locali, anche questo corretto successivamente per eliminare quella antinomia che si era creata con l'esclusione degli enti fino ai 100 dipendenti proprio dalla disciplina della mobilità volontaria contenuta nel comma 1. Ora, per quanto qui interessa, è ben evidente che l'intervento novellatore ha da subito posto la questione di una possibile reinterpretazione di questo fenomeno successorio per il venir meno proprio di uno degli elementi essenziali della fattispecie della cessione. Se infatti l'articolo 1406 annovera il consenso del contraente cedente tra gli elementi costitutivi per realizzare appunto l'ipotesi successoria, è ovvio che eliminare questa previsione, quindi l'assenso dell'amministrazione di appartenenza e quindi del cedente, fa venir meno la possibilità di ricondurre la mobilità volontaria allo schema della cessione del contratto. Invero dobbiamo dire che non è la prima volta che il legislatore esclude la possibilità, la necessità del nulla osta dell'amministrazione di provenienza, perché già con il DPCM 20 dicembre del 2014 era stato introdotto l'istituto inedito definito appunto mobilità sperimentale, con un'applicazione riservata al trasferimento di lavoratori tra sedi centrali di differenti ministeri, agenzie o enti pubblici non economici, così come l'assenso dell'amministrazione ad equem non è richiesto neppure per il trasferimento a domanda di donne di vittima di violenza di genere, quali fattispecie di mobilità volontaria a carattere speciale. Tali ipotesi, per quanto possano, proprio perché manca l'ancoraggio normativo ad una continuità del rapporto di lavoro, però sono sempre state considerate delle ipotesi eccezionali che quindi hanno inciso in misura ridotta nell'ambito del dibattito sulla qualificazione della mobilità volontaria. La prospettiva attuale invece
invece è capovolta, perché abbiamo visto che il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza diventa da regola, diventa eccezione. Quindi questo altera sicuramente riferimenti consolidati, riferimenti concettuali, e riapre il dibattito sulla possibilità che la mobilità volontaria possa o meno essere diciamo assimilabile alla cessione del contratto, con tutto quello che ne può conseguire in termini di conseguenza che abbiamo visto e abbiamo prima elencati. Ora, non è possibile qui ripercorrere tutte le questioni, gli aspetti sottesi all'intervento novellatore dell'articolo 30 del testo unico, ma ho ritenuto opportuno riepilogare brevemente i termini della questione, considerando che la riconducibilità o meno della mobilità volontaria allo schema trilatero della cessione del contratto, quali che saranno poi gli esiti a cui perverrà il dibattito, avrà delle ricadute anche sul trattamento retributivo riconosciuto al dipendente cessionario nei processi di mobilità, soprattutto volontaria. Chiarito ciò, per l'analisi dello specifico tema sul trattamento economico in caso di mobilità volontaria farò riferimento all'acquis raggiunto sul tema ante 2021 e quindi diciamo è necessario anche partire dal profilo dell'inquadramento spettante al dipendente interessato al processo di mobilità volontaria, perché è una questione prodromica poi al trattamento retributivo. Allora, dalla qualificazione della mobilità volontaria come cessione del contratto, il lavoratore ha il diritto ad essere inquadrato nella categoria o area e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Nel 2014 si è reso più elastico questo criterio di comparazione presso la pubblica amministrazione di destinazione, proprio perché mentre prima del 2014 si faceva riferimento alla stessa qualifica, quindi la comparazione doveva comunque valutare l'identità, la piena identità fra le due posizioni, proprio al fine di salvaguardare l'organizzazione della pubblica amministrazione di destinazione, oggi invece si fa riferimento alla qualifica corrispondente e quindi tecnicamente si raccorda la mobilità spaziale con quella professionale e quindi con lo schema dello ius variandi dettato dall'articolo 52 del testo unico. E la corrispondenza fra la qualifica del lavoratore e il posto da ricoprire viene quindi diciamo reso molto più elastico e non rinchiuso in dei formalismi. Va però precisato che la prosecuzione del rapporto di lavoro presso la pubblica amministrazione cessionaria non implica l'automatica parificazione del trattamento economico e normativo del soggetto trasferito con quello dei dipendenti già in servizio nell'amministrazione ad quem, perché la continuità giuridica non elimina la diversità, dice la giurisprudenza, fra le due fasi di svolgimento del rapporto di lavoro, sicché il nuovo datore di lavoro ben potrebbe adottare trattamenti differenziati finalizzati per esempio a valorizzare la maggiore esperienza professionale acquisita sulla base appunto di anzianità di servizio dei propri dipendenti, perché abbiamo visto che l'anzianità di servizio deve essere fatta valere soltanto quando non vengano pregiudicati i diritti già acquisiti dal dipendente trasferito. E in questo caso per esempio un esempio è che la Suprema Corte ha rigettato la pretesa di due dipendenti comunali transitati per mobilità presso un altro ente locale di ottenere il miglioramento della classe stipendiale riconosciuta dal nuovo datore di lavoro ai dipendenti che avessero maturato all'interno dei ruoli dell'ente di provenienza un'anzianità di servizio di almeno un anno nella posizione economica inferiore. E sempre in tema di inquadramento, un problema particolarmente ricorrente si verifica quando il trattamento economico e normativo del lavoratore subisca una modifica migliorativa nelle more della procedura di mobilità e quindi ovviamente vi è una discrasia tra la progressione di carriera nelle more acquisita e la posizione per la quale l'amministrazione di destinazione ha aperto la posizione. In tali casi, sempre la giurisprudenza stabilisce che il diritto al mantenimento degli elementi oggettivi essenziali del contratto, tra i quali appunto v'è l'inquadramento, non copre le modifiche alla posizione professionale che il lavoratore ha ottenuto dopo la presentazione dell'istanza di mobilità. Quindi di conseguenza, se la domanda di trasferimento è stata accolta in relazione a un profilo indicato nell'avviso di mobilità, il lavoratore non può esigere dal nuovo datore di lavoro il riconoscimento dell'inquadramento superiore acquisito per effetto di una procedura professionalizzante attuata quando egli ancora era alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza. Ora,
la disciplina sui passaggi diretti si applica anche nell'ipotesi di mobilità tra comparti diversi e in questo caso le regole generali stabilite dall'articolo 30, comma 1 del testo unico devono essere integrate con quanto previsto dall'articolo 29 bis del testo unico, che è una disposizione introdotta dalla riforma Brunetta nel 2009 e che demanda ad un apposito DPCM la definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti e questo passaggio è mirato proprio a rimuovere quelle incertezze sull'inquadramento spettante al lavoratore all'atto del trasferimento, fluidificando proprio quei processi circolatori nelle aree in cui c'è una scarsa propensione dei dipendenti a poter essere sottoposti a mobilità volontaria proprio per il timore che il passaggio può portare ad un regresso della loro posizione in sede proprio di conversione fra livelli e qualifiche proprie di ordinamenti professionali diversi. E in attuazione dell'articolo 29 bis è stato adottato il DPCM 26 giugno del 2015 che prevede nello specifico alcune regole per l'equiparazione. In primis che l'equiparazione fra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione debba avvenire mediante il confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relative alle qualifiche e ai profili professionali indicate nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e di categoria. È altresì stabilito che la corrispondenza tra le categorie contrattuali può essere individuata sulla base anche del criterio di prossimità fra gli importi del trattamento tabellare previsto dall'inquadramento posseduto nel comparto di provenienza e quello corrispondente nell'amministrazione di destinazione. Comunque viene fatta salva la regola, anzi rimane prevalente il criterio della corrispondenza in concreto. Quindi il DPCM dà la possibilità di effettuare delle valutazioni di ordine sostanziale sui contenuti delle qualifiche e dei profili contemplati nei vari ordinamenti professionali, ma ovviamente questa procedura viene riservata ai dirigenti che dovranno poi giustificare il perché si dissociano o si vengono ovviamente si prevedono degli inquadramenti differenti rispetto a quelli suggeriti dalle tabelle di conversione. Il punto debole del DPCM è che si può dire non è allineato con l'articolazione dei comparti di contrattazione collettiva previsti nella riforma Brunetta e ancora più con quelli previsti dai rinnovi dei maxi comparti. Ne consegue quindi che ad oggi è necessario ancora, per risolvere i problemi di mobilità intercompartimentale, applicare i principi sinora elaborati dalla giurisprudenza. La giurisprudenza dice che il DPCM prima di tutto non è vincolante, è un parametro di riferimento per verificare la correttezza dell'inquadramento attribuito dopo il passaggio da un'amministrazione di comparto ad un'altra e comunque, esclusa l'efficacia vincolante del DPCM, il giudice deve accertare nel caso concreto se l'area e il profilo di inquadramento assegnati all'amministrazione di destinazione rispondano al criterio della maggior corrispondenza sostanziale rispetto a quelli posseduti prima della mobilità. Più complesse invece sono le questioni sulla determinazione del trattamento economico. Infatti l'articolo 30,2 quinques del testo unico stabilisce che salvo diverse previsioni, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. Tale regola, che non pone particolari problemi nell'ambito della mobilità infracompartimentale, diviene di più complessa applicazione quando il trattamento economico corrispondente al nuovo inquadramento nel comparto di destinazione sia inferiore rispetto a quello percepito nell'amministrazione di provenienza. E a riguardo la Ragioneria dello Stato ha dato alcuni pareri già nel 2014, escludendo proprio per una finalità di contenimento della spesa pubblica, che all'atto del passaggio al lavoratore può essere riconosciuto un assegno ad persona finalizzato a garantire la perequazione retributiva rispetto al trattamento precedentemente goduto. E questa lettura però si è posta subito in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza sul punto, che invece, in virtù proprio del principio generale del divieto di reformatio in peius,
è concorde nel ritenere che in caso di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, in assenza di una diversa specifica indicazione normativa, di questo divieto di reformatio in peso giustifica la conservazione del trattamento più favorevole attraverso l'attribuzione di un assegno ad personam, però solo sino a quando non subentri per i dipendenti dell'ente di destinazione un miglioramento retributivo, del quale bisogna tener conto ai fini della quantificazione dell'assegno ad personam, proprio perché altrimenti il divario rimarrebbe privo di giustificazione, non essendo la regola non potendosi applicare la regola della non riassorbibilità prevista invece nei casi residuali dei passaggi di carriera, su cui mi soffermerò un attimo più tardi. Quindi la posizione costante della Suprema Corte è quella di ritenere che spetta l'assegno ad personam e che l'assegno ad personam è riassorbibile. E la regola del riassorbimento, proprio in forza del principio di parità di trattamento, si impone proprio per evitare poi che il divario retributivo tra il dipendente trasferito e quelli già incardinati nell'amministrazione ad quem non si stabilizzi, che sia provvisorio e che poi si esaurisca nell'ambito ovviamente delle dinamiche retributive che si produrranno nel corso del tempo nel comparto di destinazione. Inoltre, un altro principio è che l'importo dell'assegno perequativo va determinato prendendo a riferimento le sole voci di carattere fisso e continuativo, quindi già percepite dal lavoratore presso l'amministrazione a quo, escludendo dunque tutte quelle componenti aventi carattere straordinario, premiale o connesse a raggiungimento di particolari risultati. E infine, nelle sentenze, nella giurisprudenza costante, c'è il richiamo appunto alla non applicazione del principio invece di non riassorbibilità degli assegni ad personam che vengono erogati nei casi di passaggi di carriera. Il passaggio di carriera, che poi è stato eliminato con la legge di stabilità del 2014, era una forma particolare di mobilità esterna del personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, che dava luogo proprio ad una variazione sostanziale dell'inquadramento del dipendente pubblico, quindi configurando una nuova assunzione. E in quell'ambito le disposizioni che disciplinavano il passaggio di carriera garantivano al lavoratore il riconoscimento di un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, non rivalutabile, pari alla differenza tra lo stipendio, retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quella spettante nella nuova posizione. Quindi, seppur questa disciplina è stata abrogata, la Suprema Corte la richiama per dimostrare invece che nel caso di mobilità intercompartimentale l'assegno ad personam riconosciuto è invece riassorbibile, proprio perché non si può applicare questa regola speciale che è decaduta insieme ai passaggi di carriera. Ora, l'orientamento ormai costante della giurisprudenza si è contrapposta anche una diversa posizione che si fonda su una su un'interpretazione letterale del DPCM 26 giugno del 2015, in particolare nell'articolo 3. Nell'articolo 3 infatti viene espressamente previsto che nei casi di mobilità intercompartimentale diversa da quella volontaria, i dipendenti trasferiti mantengono il più elevato trattamento economico fondamentale accessorio corrisposto dall'amministrazione di provenienza mediante l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile. Allora, in questi casi, nei casi invece di mobilità volontaria, sempre nel DPCM si fa un secco richiamo all'articolo 30, comma 2 quinques del testo unico. Allora, si è ritenuto che il riferimento espresso alla spettanza dell'assegno ad personam riassorbibile nelle sole ipotesi di mobilità diversa da quella volontaria e quindi in quella obbligatoria sembra valorare proprio la posizione assunta dalla Ragioneria dello Stato, che esclude il riconoscimento, proprio perché l'articolo 30,2 quinques parla soltanto di esclusivo riconoscimento del trattamento economico e normativo, anche quello accessorio, quindi secondo questa interpretazione si esclude l'assegnazione al dipendente di un assegno ad personam in caso di mobilità volontaria intercompartimentale. Ovviamente invece nei casi della mobilità obbligatoria, che è disciplinata dall'articolo 30,2, quindi per scelta unilaterale dell'amministrazione, quindi un passaggio nella stessa amministrazione o in diversa amministrazione,
anche senza quelle comprovate esigenze tecnico-organizzative e produttive, in questi casi il mantenimento di una previsione di miglior favore, quindi l'assegno a persona riassorbibile, è giustificato dal fatto che in quel caso il trasferimento del lavoratore non è stato scelto dal lavoratore ma subito, quindi è stato imposto dall'amministrazione, quindi si vuole evitare che questo trasferimento imposto unilaterale produca anche una penalizzazione sul piano retributivo. Ora, a dirimere le varie posizioni, se così si può dire, è intervenuta di recente la funzione pubblica con il parere del 21 aprile del 2021 che ha fornito un parere proprio su una mobilità volontaria intercompartimentale, in particolare da un ministero ad una ASL. Il problema posto dalla ASL consiste nella verifica della possibilità di mantenere in capo al dipendente, anche con un assegno al persona riassorbibile, l'indennità di amministrazione spettante nell'ambito del comparto di provenienza ma non prevista nella contrattazione collettiva del comparto sanità. E la funzione pubblica nel parere fornito richiamando il contenuto dell'articolo 30,2 quinques del testo unico, riconduce la ratio di questa previsione al principio di parità di trattamento contrattuale, per il quale quindi il trasferimento dei dipendenti non può cagionare l'erogazione di trattamenti specifici distinti e diversi o di maggior favore rispetto ai dipendenti dell'amministrazione ad quem. E tale lettura, sempre secondo la funzione pubblica, è confermata in modo più puntuale proprio da quell'articolo 3 del DPCM 26 giugno del 2015, quindi viene richiamata quell'interpretazione letterale dell'articolo 3 del DPCM 2015 che esclude l'assegno ad persona riassorbibile nei casi di mobilità volontaria intercompartimentale e invece lo riconosce solo nei casi di mobilità obbligatoria. E quindi con questo parere la funzione pubblica conclude sostenendo che in caso di mobilità volontaria, per la determinazione del trattamento economico spettante al dipendente interessato bisogna fare riferimento esclusivamente agli emolumenti propri del trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione destinataria previsti per la categoria e la fascia economica di inquadramento, restando esclusa la possibilità di riconoscimento anche a titolo di assegno ad persona riassorbibile di importi derivanti da emolumenti propri del comparto di provenienza. Ora è necessario vedere come verrà applicato questo parere da parte della giurisprudenza. Io ho rintracciato qualche sentenza successiva, ma di qualche giorno, di qualche settimana, e la giurisprudenza continua ancora a ribadire la sua posizione, cioè quella di riconoscere ai dipendenti in caso di mobilità intercompartimentale un assegno ad persona riassorbibile, sempre secondo quel divieto di reformatio in peius che continua a rimanere in vigore anche dopo l'introduzione del comma 2 quinques dell'articolo 30. In questo ambito potrebbe intervenire la contrattazione collettiva, che potrebbe invece prevedere l'attribuzione di un assegno ad personam nei casi di mobilità volontaria. E come è noto la contrattazione collettiva nei processi di mobilità a partire proprio dalla riforma Brunetta è abbastanza ancillare e residuale, proprio perché si tratta di tematiche inerenti all'organizzazione amministrativa che non possono essere liberamente negoziabili. Quindi i contratti collettivi, quelli nazionali di comparto ma anche quelli decentrati, proprio in materia di mobilità possono la norma prevede che possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di legge, ma non possono sovrapporsi alla fonte primaria. Ma nei casi di mobilità di trattamento economico, in caso di mobilità volontaria, l'articolo 30,2 quinques fa salve diverse previsioni e in quel salvo diverse previsioni è possibile che possa intervenire una norma di legge o la stessa contrattazione collettiva. Quindi si tratta di verificare nel ristretto margine di azione anche se i recenti rinnovi dei maxi comparti siano intervenuti sui processi di mobilità del personale. Nella tornata 2016-2018 non si rinvenivano molte indicazioni, nei nuovi rinnovi non c'è un intervento che si può dire definitivo da parte della contrattazione collettiva con riferimento al trattamento economico nei processi di mobilità. Per esempio il contratto collettivo delle funzioni locali del 16 novembre del 2022 destina alla mobilità del personale soltanto due norme, due accenni all'interno di due norme, nell'articolo 5 che disciplina il confronto, stabilendo appunto che la contrattazione integrativa può prevedere i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione, ma è una norma che già era contenuta nei precedenti rinnovi, e nell'articolo 14 che invece disciplina le progressioni economiche all'interno delle aree. E lì ora, riconoscendo i differenziali stipendiali
rinviando alla tabella A per quanto riguarda il numero massimo dei differenziali stipendiali, stabilisce che per il raggiungimento del limite massimo si considerano i differenziali stipendiali conseguiti dall'entrata in vigore delle nuove discipline contrattuali fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. Le stesse regole le si ritrovano nel contratto collettivo delle funzioni centrali del 9 maggio del 2022. Regole specifiche invece si rinvengono nel contratto collettivo del comparto sanità, quello del 3 novembre del 2022, che dedica proprio il capo quinto alla mobilità. E lì, in particolare, ricordiamo che la sanità è escluso dalla modifica dell'articolo 30,1 operata dal decreto reclutamento, quindi nell'ambito della sanità ancora vige il previo assenso dell'amministrazione di provenienza. Nell'articolo 63 del contratto collettivo si prevede, per rendere, si dice, maggiormente trasparente l'istituto della mobilità volontaria, vengono dettate alcune regole, tra cui le richiamo alcune perché sono numerose. Viene ribadito che la mobilità non comporta la novazione del rapporto di lavoro, che il fascicolo personale segue il dipendente trasferito, che l'attivazione della mobilità richiede il consenso dell'ente o dell'azienda di appartenenza, ma la partecipazione al bando avviene anche senza il preventivo assenso della stessa. E viene anche previsto, per esempio, che per il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento di durata superiore ad un anno, per esempio corsi post laurea, specializzazione di management o master, a seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda e dell'ente, deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria se non siano trascorsi 2 anni dal termine della formazione. In merito al trattamento retributivo invece sono dedicati 2 articoli specifici, l'articolo 19 e il 23. Nell'articolo 19 si disciplinano i differenziali economici di professionalità e in questo caso si dice che il dipendente, se il dipendente è transitato per mobilità tra un'azienda all'altra, sono mantenuti i differenziali economici di professionalità maturati nell'azienda o ente di provenienza e potrà partecipare alle progressioni economiche all'interno dell'area di appartenenza secondo quanto poi disciplinato dallo stesso articolo 19. Nell'articolo 23, che invece è proprio rubricato disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento, invece si prevede che al personale proveniente per processi di mobilità volontaria da altre aziende o enti restano attribuiti differenziali economici e gli eventuali assegni ad personam. Quindi, in conclusione, nonostante l'intervento di liberalizzazione messo a punto dal decreto reclutamento, che quindi ha quella idea, quella di stimolare i lavoratori a utilizzare la mobilità volontaria, è evidente che in assenza di una garanzia sulla intangibilità del trattamento economico, la mobilità individuale fra comparti diversi, che è quella più problematica, che già di per sé poco praticata, diventa ulteriormente recessiva. E quindi abbiamo 2 forze contrapposte: da un lato il legislatore che liberalizza o vuole liberalizzare l'istituto della mobilità volontaria, eliminando il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, però dall'altro lato abbiamo visto come prima la Ragioneria dello Stato e ora la funzione pubblica cerca, ai fini del contenimento della spesa, di non riconoscere ai lavoratori l'assegno ad persona. Quindi c'è una contrapposizione tra le istanze di contenimento della spesa e ovviamente le esigenze di flessibilità organizzativa. Vi ringrazio. Grazie Carmela, grazie a tutti e a tutte gli interventori e interventrici. Cioè come classico, insomma, mi tocca dire 2 parole alla fine, che di fronte dall'introduzione di Riccobono, che è stata tutt'altro che un'introduzione, alle 3 relazioni diventa molto difficile aggiungere qualche cosa, se non il fatto che quelli che possono apparire o potranno apparire a priori 2 temi meno rilevanti, cioè il 2126 e il tema trattamento fondamentale e mobilità, in realtà aprono tantissimi problemi applicativi, perché al di là della nozione c'è poi l'applicazione concreta, perché Alessia Gabriele in maniera più completa, non so come potesse fare, insomma, ha ricostruito tutto lo scenario 2126 e ha messo in luce il legame 2126-36, e 36 è fondamentale, o è anche accessorio, secondo me deve essere soltanto fondamentale, però insomma anche questo, quando si va a litigare in sede contenziosa, si apre uno scenario non banale. Stessa questione mobilità,
mobilità, c'è quel bellissimo comma 2 quinques che, come dire, che fa paura, cioè fa paura nella misura in cui la norma è abbastanza chiara, ma poi quando la applichi hai sempre paura di sbagliare, e tendenzialmente rischi di sbagliare, perché due giudici, Carmela Garofalo ha detto in maniera chiara, io sono più spiccio di lei, insomma, il giudice del lavoro ragiona in un modo, la Corte dei Conti in un altro. E quindi tu come operatore hai sempre paura di fare delle scelte di carattere gestionale, perché la norma, cioè da un lato dice non puoi dare di più ma devi garantire, e quindi dai il cosiddetto zainetto assorbibile, però attenzione perché in realtà io vorrei qualcosa di più, e l'amministrazione cosa fanno in concreto? Non ti scartano per altri motivi, ma qua siamo oltre il giuridico, siamo all'aspetto pratico. E poi Marcello da Ponte ha, come dire, affrontato il tema dei temi, cioè di trattamento, ma anche prima il tema risorse e contrattazione collettiva, cioè il tema delle risorse. Allora, io sono d'accordo con lui che in sede decentrata bisogna ripensare al tema delle risorse del fondo, nel senso che è un'idea forse un po' liberista la mia, però cioè, nel momento in cui l'amministrazione ha delle risorse perché funziona bene, non vedo perché non le possa distribuire nel fondo, inserire nel fondo e distribuire, che può essere anche un elemento di, tra virgolette, competitività tra le amministrazioni. Ovviamente la critica mi viene fatta tra un secondo perché mi ascolta, ma come può questo parlare di competitività tra pubbliche amministrazioni quando c'è un interesse pubblico? Vero, ma c'è anche un tema comunque di valorizzare il personale, e siccome differenze ci sono, non vedo perché questo non possa, non debba essere fatto entro certi limiti, entro certe misure. Ecco, per quanto riguarda a livello di rinnovi dei contratti nazionali, beh, questo oggettivamente la vedo un po' più complessa. La vedo un po' più complessa perché comunque tu hai la legge di bilancio e hai i limiti. Dopodiché, giustamente, sia tu Marcello, sia Enrico Bono avete ricordato la sentenza della Corte Costituzionale che sblocca i contratti, è una incostituzionalità sopravvenuta, ma anche lì quando abbiamo avuto l'accordo sui comparti, un anno dopo, quando abbiamo avuto i contratti 2 anni dopo, perché si è creato quello che Marcello con grande garbo ha detto e non detto, che con meno garbo dico, cioè c'era questo scambio di risorse, di risorse che non c'erano, che in realtà c'erano, ma perché il problema non era quello delle risorse, il problema era quello dei comparti della rappresentanza sindacale. E quindi questo ha portato ad uno spostamento in avanti di quello che è l'aspetto contrattuale. C'è un'altra questione qua, come dire, in maniera anche un po' provocatoria la pongo, cioè, ed è diciamo un legame che voglio fare tra le sentenze del privato ultime sul salario minimo e quello che è il lavoro pubblico, perché sotto questo profilo, cioè, vabbè, tutti noi parliamo di libertà ed è giusto che parliamo di libertà, però quando una sentenza di Cassazione mi dice, in presenza di un rinvio dalla legge al contratto collettivo, di determinare un trattamento, mi dice che io, giudice, posso intervenire direttamente sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata. Io credo due cose. La prima cosa, e lo dico col massimo rispetto, che forse prima di decidere in questo modo bisogna passare dalla Corte Costituzionale, cioè dire se è vero che io possa fare questa cosa, perché io, vuol dire, sul piano tecnico qualche dubbio l'ho. Dopodiché il secondo aspetto legato a questo primo è che se è vero questo, allora può essere vero anche per il pubblico impiego, perché anche per il pubblico impiego si può dire, e voi capite che se dovesse, io sto provocando ovviamente, ma se dovesse passare questa ipotesi, noi abbiamo addirittura un cortocircuito di quello che è l'assetto dei poteri costituzionali. Questo voglio dire, è un tema sul quale secondo me insomma, un po' insomma, un po' più, non voglio dire di attenzione, insomma, però insomma, a noi interpreti adesso, in buona sostanza, spetta un po' il compito di essere cauti e rigorosi nell'interpretare la previsione. Dopodiché, sempre Marcello diceva il problema della parità di trattamento, e questo, come dire, questo è il tema che la Cassazione in parte ha aperto, mettendo differenziazione tra categorie omogenee, ma perché non poteva fare diversamente?
voglio dire. Però questo profilo è un profilo che credo meriti un approfondimento, l'ho già detto altre volte, lo ripeto anche in questa sede, insomma, perché per dei trattamenti e non perché una differenziazione non è ragionevole, cioè non in positivo ma in negativo, cioè vederlo come elemento al contrario. Alessandro Riccobono, che ha fatto una falsa introduzione, cioè che ha fatto molto di più di introduzione, perché tra le altre cose ha detto insomma, questo aspetto fondamentale che spiega anche quello che domanda c'è. Cioè io predefinisco le risorse e quindi ho un rinvio al contratto collettivo, qua cioè, sempre col massimo rispetto nei confronti dei maestri, riserva di contrattazione collettiva, non riserva di contrattazione collettiva, però nel momento in cui il 2,3 riserva sostanzialmente al contratto collettivo la regolamentazione del trattamento economico e anche le previsioni sia a livello nazionale sia a livello integrativo che prevedono che in via provvisoria si possa intervenire, insomma, definisco in maniera chiara quello che è una competenza del contratto collettivo, nazionale prima e a cascata, quello integrativo. Dopodiché, anche qui Marcello è stato garbato, ma insomma, a livello decentrato, il fatto che io possa azionarmi come amministrazione in via unilaterale, col pregiudizio in un caso, pregiudizio in altri casi, però insomma alla fine serve per evitare lo stallo delle trattative e per evitare che si superi quello che è il perimetro del negoziabile e del non negoziabile. Cioè, e sotto questo profilo io credo, insomma, ribadisco, non in maniera, non posso esprimere un parere positivo, nel senso che insomma, no, stavo pensando che anche a me quando capitò come parte pubblica a un certo punto ci fu uno stallo e andai in unilaterale, perché non puoi fare diversamente, altrimenti non distribuisci le risorse. L'unica cosa è quanto ha tenuto questo sistema di riserva virgolettata alla contrattazione collettiva. E qua purtroppo mi devo ripetere per l'ennesima volta. Cioè, quando nel recente passato sparsi qua e là, sono stati distribuiti 4 miliardi di euro tra i vari dipendenti pubblici, qua il sistema non ha tenuto. Cioè si è ritornati a quello che era il sistema pre-29. E questo, voglio dire, ancora una volta crea dei cortocircuiti a livello di sistema. Chiudo con questo aspetto che tutti avete detto, cioè il legame tra il tema retributivo e il tema professionalità. E anche qua, voglio dire, è evidente, più si cresce la scala gerarchica, più l'attribuzione deve essere elevata, perché è proporzionata la quantità e qualità, insomma, non so ripetere cose che tutti sappiamo e tutti sapete meglio di me. E il tema di fondo è che, e qua leghiamo il clip di quest'anno col clip dell'anno scorso, che alla fine un inquadramento superiore rischia non tanto di corrispondere a attività o mansioni effettivamente diverse, sostanzialmente diverse, ma semplicemente rispondere ad una logica di carattere economico. E questo è il grande rischio. E questo è il grande rischio che abbiamo anche nelle progressioni di carriera riservate, tanto più quelle contrattuali. Questo, cioè, il tema professionalità e trattamento economico probabilmente va strutturato proprio partendo dal trattamento fondamentale. Trattamento fondamentale e dalle voci che compongono il trattamento fondamentale. Perché se noi analizziamo anche le voci del trattamento fondamentale dei contratti collettivi, c'è una forte disomogeneità. E questo è un altro problema che per la mobilità, come Carmela Garofalo ha evidenziato, pone qualche problemino, che i giudici, voglio dire, risolvono in maniera condivisibile, ma però insomma sono forieri di contenzioso. Io non ho, come dire, nulla da aggiungere di più, se non, come dire, congratularmi con tutti i tre relatori e con l'introduttore, con questo neologismo, e niente, vi ringrazio veramente di cuore e come ormai è un must,
le nostre esperienze, è un po' come, non so quale trasmissione televisiva possa essere, però sceglietela voi, e lascio per le conclusioni alla professoressa Zilli, che dà tutte le indicazioni, insomma, fa tutto quello che io non so fare, di tante cose che non so fare. Grazie davvero e alla prossima. Grazie al professore Boscati, agli interventori, all'introduttore, quindi anche al conclusore di oggi. Credo che possiamo mettere 2 punti fermi. Il primo è che Clip vola alto ma risolve problemi concreti, perché oggi l'abbiamo visto in molte occasioni, ma oggi l'abbiamo visto benissimo. Non stiamo parlando dei massimi sistemi, ma stiamo parlando della concreta realtà delle amministrazioni. E l'altro punto è che oggi abbiamo anche parlato a nuora perché suocera intendesse, nella misura in cui abbiamo parlato di responsabilità, abbiamo parlato di grandi doveri, grandi obblighi, abbiamo parlato di quello che accadrà al prossimo Clip parlando della dirigenza. Quindi ci rivediamo il 13 dicembre da Padova per un Clip dedicato a diritti e obblighi della dirigenza pubblica. Grazie e buona serata a tutti.